Un videolaringoscopio, che è uno strumento per intubare i neonati con l'ausilio di una telecamera che è in punta al sistema, sì, e che consente di vedere le strutture anatomiche, quindi la laringe di fatto, nel momento in cui si va ad intubare. L'immagine che viene ripresa dalla telecamera, che è qui sotto a questo cappuccetto, viene mandata a questo schermo e consente la visualizzazione delle strutture anatomiche in maniera appunto video anziché in maniera diretta. Questo facilita la procedura dell'intubazione perché consente di essere meno invasivi. Soddisfatta la responsabile della terapia intensiva neonatale del San Bortolo per l'acquisizione della nuova apparecchiatura, uno strumento meno invasivo che ha l'obiettivo di monitorare i bimbi prematuri nati con grave insufficienza respiratoria, ma non solo. Velocizzare la procedura, aumentare la percentuale di successo e renderla meno stressante sono obiettivi molto importanti. In più ha anche un aspetto di teaching, cioè l'immagine che viene visualizzata sullo schermo può essere vista da chi è vicino, anche da chi sta imparando a intubare, oppure se il medico che sta facendo la procedura è junior può essere assistito e supportato da magari i medici più esperti che sono vicini e lo possono guidare nella procedura. A donare la nuova strumentazione è l'associazione Vicenza for Children, che ha proprio come mission l'attenzione per le esigenze di chi si occupa dei più piccoli, in questo caso i neonati, che raggiungono a malapena il mezzo chilo di peso. Ma diciamo che questa non è la prima che noi facciamo. Abbiamo di recente anche donato dei cuscinetti per contenere sempre questi bambini che avete sentito che vanno da meno di 500 grammi a 1 chilo e quindi li contengono all'interno della culla, delle sonde anche per applicazioni cardiologiche. Noi siamo molto vicini a tutti i reparti, siamo sempre a contatto con loro e quindi sappiamo che insieme possiamo fare delle grandi cose.